A un certo punto, mettiti serio, metti un po' di nonchalance nel tuo... E l'aereo... A un certo punto in cielo si forma una turbolenza. Ma una turbolenza così potente, ma così potente che erano 950 anni che non arrivava una turbolenza così potente. Per 949 anni, 11 mesi e 29 giorni, il Sole paitisse tu la turbolenza più potente dell'universo. Quando si dice un culo, aspetta. E questa turbolenza si mette a girare sotto la pancia dell'aereo e gira, catiferria, catigiria, sta per colpire l'aereo sotto il posto numero 15, dove c'eri seduto tu, e si ferma. No! Qui non si può! Perché caccia ha settato Salvo la Rosa? Schifezza. E la turbolenza fa un passo avanti e gira, catiferria, catigiria. La turbolenza sta per colpire l'aereo sotto il posto numero 18. No! Qui non si può! Perché? Ci ha settato un bicchierietto. È buono, risparmiamo la pensione. I bicchieretti non si toccano. Le pensioni mancano. E la turbolenza fa un passo avanti e gira, catiferria, catigiria, sta per colpire l'aereo sotto il posto numero 21. No! Qui non si può! Perché? C'è assettata una femmina incinta. E allora dobbiamo chiamare il dottocologo. E quello? Dottocologo? Chi è? Chi è? Non lo conosco. Il dottocologo è il medico per le femmine che prima hanno cafollato e poi hanno incintato. Hanno cafollato. Voce del verbo? Cafollare? E non ho capito che deve... E il dottocologo cosa deve serve, fare? si chiama Luigi. Luigi, vabbè, ho capito, d'accordo. Allora, cosa deve fare questo signore? Mia sorella lo chiama Gino. Vabbè, ginecologo. Ginocolo. Ginecologo è un suo travaglio, non è nome e cognome, cretino, non è nome e cognome. È come dire adesso, Salvo la Rosa, ginecologo. Sì, è così piccino se ne tasano appena lo vedo. Allora, il dottocologo che deve fare? Serve nell'aereo perché se non c'è il dottocologo alla signora si ci rompono le acque e muoiono tutte anneate. Ma perché stanno viaggiando in una piscina? Così, il dottocologo prende la signora e la deve visitare. La prende e la mette in un lettino che la signora sta con le gambe. Che è? Così, no? Il lettino gestatore. Esatto, la mette nel lettino di Salvatore. La Chi? mette là. Non lo so, tu. Questo è Salvatore. Sarà un patrone di un lettino, tu l'hai detto. Il lettino gestatore, non di Salvatore, il lettino Salvatore, è gestatore! Ci ha prestato stestatore. A chi? A Salvatore. Allora, il dottocologo ci apre le gambe alla signora che ce le... Ce l'è? Ce l'è? ci prende e le... Ce l'è? Come si dice in italiano ce le scricchia? Le divarica. Ci divarica le gambe mentre ce le scricchia, così. E guarda la signora in mezzo... Le femmine in mezzo alle gambe c'hanno una... Persiana? So chiusa però, non proprio chiusa, so chiusa così. E allora? No? E il dottocologo ci comincia a fare: come stai? Hi, hi. E la signora buona. E il piccinino, si muove, ove. Sì, perché ci fa l'eco. Come infatti ci fa l'ecografia, questo l'ho visto io, a mia sorella a mia sorella. E la turbolenza fa l'ultimo passo. E gira. Catiferria, catigiria. Dove va a colpire l'aereo giusto? Sotto il posto numero? 23. Signora, lei era pure sopra l'aereo. Ma perché la signora? Sì! Qui si può! Perché? C'è assettato il tuo fissetotino, perciò sì. E l'aereo viene colpito dalla turbolenza e si apre una botola
che ti capo un 23 così. Tu sei invidioso che me ne vado a Parigi. Io sono invidioso? Sì. Signora, io ci stai capendo l'occhio. No, tu me la pista a botola, mio, me la pista l'occhio. Si apre la botola e tu cadi da 15.000 metri di altezza. E io ti vedo cadere da 15.000 metri. E tu conosci a me a 15.000 metri. Io ti vedo cadere e cadi così. Scusate. Sta caduta fracigna picchi, scusa. Ma perché? Perché così non ti fai male, non ti fai Devo male. cadere io. Devo cadere io. Eh. E cadere a chiumo. Bam! Caduto. Vuoi cade a chiumo? Sì, devo cadere io. Oh! Mi fece male, mi fece. Ora cadere 15 metri a chiumo e si fece male, certo! Ma arriva a terra, tutto screpintato, tutto spiaccicato, lo stomaco là, Maria, Maria, Maria. le budella qua, Se io a questo lungo non c'è stato mai, amico tuo, ma come cretino. e io... Non farà così. Tu non lo puoi sapere quello che sto provando io, L'ho fottuto sogno io, non lo posso sapere. non lo puoi sapere, non lo puoi capire tu, L'ho screpentato solo io. non lo puoi capire tu. E io ti voglio chiamare per l'ultima volta, ti voglio chiamare. Totino! Chi è? Chi è? Chi è? Chi è questo chi è, Totino? Dice, mi chiami che fa un Io ti rispondo. chiamo, tu sei morto e tu mi rispondi. Io ti chiamo e tu mi rispondi, ma sei proprio cretino. Cioè io chiamo a te che tu sei morto e tu come un cretino mi rispondi. Ma sei cretino. Se scritto tu caparri chi muoite, vero? Sei morto. Sei morto. Morto. Va bene. E io ti chiamo. Totino! Chi è? Io sono morto. E quando uno muore se ne va nell'altra tomba. Quando uno muore va nell'oltretomba. E non può essere che l'altra tomba è dopo l'altra tomba. Non può essere. Tu sei morto. Morto, voto, zitto. Morto, voto. Finisci di trattare questa maniera. Basta. Finiscila di trattare questa maniera, ragazzi, che sono. Basta. Sei un'isterica, sei. Basta. Sei muto, zitto. E io ti chiamo. Muto. Totino! Oh, balla, muto, balla. E ancora. Cioè, ma hai detto tu che devo fare? Totino. Totino. Cioè, questo sarei io. Totino. Cioè, stai esagerando. Totino. Totino. Cioè, chi siamo io e Brigantone messi insieme, a cagare. Totino. Ah, sta prendendo il meglio. Totino. Ok, cioè, questo sono io. Totino. No, capare che stai in chiello cannola. Totino. Totino! Chi è? Chi è sto? Chi è? Ma per cortesia, ma finiamo ancora. Abbiamo ogni giorno, quindi cosa ci rilassa? Una canzone. Ci rifugiamo nelle canzoni, nelle bellissime canzoni. Allora chi ascoltiamo? Ligabue, Litfiba. Chi se che proprio ti fanno stare meglio? Litfiba. Oh. Buah! Chi se che quando cantano pare che stanno vomitando. Buah! Buah! Cioè, ma che ti sente male? No, stai cantando, non si vede. Ligabue, Litfiba. Uno bello tranquillo, rilassato, chi si sente? Ligabue, tutto adesso. Basta sentire una canzone. Beh, la canzone è bellissima di Ligabue, questa è Vivo o morto X. Vivo o morto X. Vedi che belle cose che mi stai dicendo. Vivo o morto, ma mettici un che vuoi? A che ora è la fine del mondo? Oh. A che ora è la fine del mondo? Cioè, pensa tu una mattina una domanda ti esce a casa e senta questo che ti dice a che ora è la fine del mondo? Che figlio mio, che è? Che? Basta con le 5:30 perché che fare, eh? Parliamone chiaro. Queste cose tremende, come ti fai? Io non posso, cioè, ascoltare situazioni che non c'è niente che ti vede, veramente uno si rifugia alle cose vecchie. E anche queste, hai un momento, Dio! Ma questo frate!
Ma con questa bella? Ma dico, ma non c'è niente che ti rilassa. Come si fa? Io in spiaggia a Mondello ascoltavo delle ragazze di 14 anni, ragazzine di 14 anni, messe sulla riva della spiaggia, che sentivano una canzone veramente che l'estate scorsa ce l'hanno propinata in tutti i modi, che faceva più o meno così. Mi sento scossa, agitata, agitata. Acida come, acida con te, acida con quegli. Ma raga, a 14 anni ti senti a chi se che ti cantano questa canzone? Ma chi c'è chi tu a contare a tua pace? Ti ricogli a casa a tua pace, come sei? Mi sento scossa, agitata, agitata. Acida come, acida con te, acida con quegli. Ma non c'è. Come si chiamano questi di qua? Si chiamano i Prozac più. Gli hanno amore. Sapete cos'è il Prozac? È un antidepressivo. Cioè un antidepressivo. Come fai tu a chiamarti con un antidepressivo? Ma te la pigliare tu l'antidepressivo. Che mi canti queste canzoni, il Prozac. Poi come fai a chiamare un gruppo musicale con un nome, un medicinale? Prozac. Cioè come se io romane faccio un gruppo e li chiamo i Voltaren, di sbattuna. Scopavo in terra, mi rompeva. Oppure, che ne so, i Biochetas per la città. Ah, bellissimo. Ce n'hai uno bellissimo, i B-Mixen. Certa caccata che mi a fare, no, no, quando ci vuole ci vuole. Basta, perché... Poi... Arrivi... Io, perché non è la prima volta che lo dico in questa trasmissione, ma pure la vostra paesana, pure Ida, tanto, Carmen Consoli, che quando canta pare cacciavi i capogiri. Sai, benissimo, datemela già. Cioè, come ti senti? Ma confusa e felice? Ma deciditi, cantare una seccia ti faccio cantare contusa e felice. Che quelle cose mi fanno impazzire delle parole. Io non ce la faccio più. Signori miei, il Festival di Sanremo, l'ultimo, c'erano delle canzoni stranissime. Cioè, io non potevo sentire Annata che ti dice spaccami le ossa, sputamente la faccia, la mo sciuccavo. Ma che cosa? Ma che canzone? Che cosa? Ti stai rilassando? O quell'altro Max Gazzè che ho avuto pure il piacere di avere accanto in una trasmissione qui, che ancora non sapevo chi era Max Gazzè, Rusaccio qua, che faceva quella canzone ultima di Sanremo, che c'è una frase che mi fa impazzire. Sotto l'armadio, con la radio, sotto l'armadio, con la radio. Vedi che boidello che c'ha essere la sua casa. Vedi? Si sente un'olossa, sai che i due fa... Il rumore è di quello che piglia la perata e cade, però non è che cade subito, dopo 20-30 secondi. C'è uno di solito che scippa una tombulata, si è tant'è e fa come la iatta scappisata. No, Ibbi, pigliamo i perati. Arrivano in due. C'è pure il rallenti, no? L'occhio, no, rallentatore sempre su. Arrivano in quattro, lui... Lo sforzo. Lui non dispera mai, quando lo circondano ha sempre i manganelli, no? In un ciaco lui.
Vittina Crozza con traduzione in italiano perfetto. Maestro? Vittina Crozza sopra un cannone. Ho visto un teschio su di un cannone. Fui curioso e ci posi spiare. La mia curiosità mi ha indotto a chieder lei. Ida m'ha rispondiu con gran dolore. Lei mi rispose con immenso dolore. Murivi senza d'occhi campani. Sono morta senza sentire il dolce rintocco delle campane. Tirullallero, rullallero, 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 rullallà. Tiro o il lallero, tiro o il lallà. Momento privo di fantasia dell'autore. Abbiamo trasmesso Vittina Crozza con i sottotitoli per i non siciliani. Thank you. C'era. Ora, dalla Sicilia lentamente noi ci dobbiamo spostare, arriviamo in Campania, a Napoli. Uno arriva a Napoli, la prima canzone che viene in mente qual è? Che cosa possiamo fare? Reginella. La conoscete Reginella? Sì o no? Sì. Te si fatta una vesta scullata. Hai acquistato un vestito particolarmente osè. Nuga piella, ghirastre che rose. E un copricapo confezionato con nastri e fiori profumati. Steve miezza, 3 o 4 sciatose. E frequentavi, adesso non ricordo bene, se 3 o 4 donne sulle cui qualità morali nutro forti riserve. E parlavi o francese così. E ti dilettavi a parlare una lingua d'oltralpe in maniera molto approssimativa. T'agge voluto bene a te. Io ho provato forti sentimenti nei tuoi confronti. Tu m'ha voluto bene a me. Anche tu hai provato forti sentimenti nei miei confronti. Ma non c'è mamma più, mai voto tu. Adesso non proviamo più forti sentimenti reciproci, ma di tanto in tanto tu distrattamente pensa a me. Quando non hai un cazzo da fare, mi pensi. Ma come c'è chiede? Come c'è? Ah, forse è tipo come fanno nei film. Nei film si fanno... se impostano la voce, tipo chi americana, no? Tipo... la borsa, la borsa... Sì, a te così c'è. Il prossimo che viene... la borsa, la vita. C'è la tatta che tipo... via, ora vediamo. La borsa, la vita. La vita, giovanotto! Ma tutta a me la peccia. La vita, la vita! Lei deve dire la borsa. Lei è un campista, ma giovanotto, ma che cosa dice pure lei? Quale borsa? Ma dov'è la borsa? Quale borsa? Si sono fregati tutto! Lo Stato ci sta tassando di tasse! Ma Niente, c'è tutto! Anzi, ci ha lasciato una cosa sosa! Una cosa sola, sai che cosa ci ha lasciato? Il suicidio! Io sono libero di suicidarmi! E adesso io mi ammazzo! Sì, mi butto! Senta, guarda, lei... Chi sa fare? Venga qua! Non facessi scaldare alla piscina. Venga qua. Ma cosa venga a fare, mi scusi? Non mi resta niente! Lei mi deve dare... Ma questa è una pistola! No, non ce l'ho, No, per cortesia, lei No, ce no, l'ho visto! Batti panni, l'ho vista la pistola! Adesso la usi! No. Per cortesia la usi! No. Scusa, ho detto la vita? Io voglio la vita, Ma perché la ammazza? Ma perché lei mi deve ammazzare? Ma consumare i punti di marcia, E allora muoia lei! No, amore lei. Allora mi spari, mi scusi! Lo Stato vuole pure per lei, guardi, fa le rapine! Se- Allora si uccida lei o uccida me? Come lei? Tocchiamo, chi viene muore! Ma che fate? Ma sentami! Che sta facendo? Facciamo una cosa! Me la Facciamo sa una stare? cosa. Che me la sa... Lei tenga questa. Sì? Ecco, io prendo questa. Ma chi sa face? E adesso spinga! Ma che spinga? Ma Spinga!
Ah, senti! Tiri! Avanti! Mi aiuti! Avanti! Mi aiuti! Avanti! 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 Con tutto lo spazio che siamo qua! Ma vamo a chilo laico, guarda, papà! Ma... Niente, poi se manco posso fare un operatore. Non è cosa mia, devo cercarmi un'altra strada, perché chissà poi... Giovanotto? Giovanotto, per cortesia patenne perché non è giornata, guarda, Giovanotto! Chi a te ti conosci? Che cosa? Tu sei Roger Rabbit, chi tu di Gaetano, ma... Ti metto la cena, Ma che bene! Giovanotto, guarda, fra poco qui ci sarà un inferno! Vai via perché io sono un temerario! Issa pistola, ne escono cocciarelle venivore che ti spappano tutta la tavola piatta! Vattene perché sono un operatore! E io me ne stai fottendo! Ma che è pure i picceri dello? Giovanotto, forse non hai capito bene! Io sono un operatore! E io me ne stai fottendo a te! Ah, va a fare questo cosa, amore, che cos'è? Che è mio? Lo sai perché me ne stai fottendo? Perché? Perché io non ci me lire. Ma il cattano un conito di 100 lire. C'è mettere 9.700 lire di gelati sopra e me le mangerà la facciazza tua. Senza panna, perché la panna mi fa acido. Come hai fatto? C'era 5 lire e c'è a mettere un conito di 100 lire e 9.700 lire di gelati sopra? Cioè, Senza panna perché... la panna mi fa acido. Non capivo. Ecco quale piccolo. Con chi? E vale il pensiero, guarda. E non ci metterà la panna che ti fa acido. O va a capire che sono un operatore. E ne stai fottendo. E i peccioli sono dei miei. I piccoli sono di me. Ah, va a fare questo cosa. Amore. Ai. Soppia! Usaccio! Soppia via. Aspetta, facciamo così. Dai, ecco. Che sei tu e che sei tu? No, che sono... Oh, sono un operatore! Te, Amore. amichizza, fermo questa rapina, dammi tutte cose. Mi stai confondendo! Amore! No! Amore! Ma si è detto mai? Si è detto mai che non sa scantare un piccere? Amore! Lo scantai? Amore! Amore! Quella... Capo, da sé, ma cosa sei? Capo, da cosa donze? Ho capito. Basta che me ne vai avanti a scuola, mi metto da e tutto il là. Cioè, i dangi me ne più facile, giovano. Mi sa facile. Mentre tutti questa è una rapina! Ah, sono un rapinatore, via, tutto qua! Mi dia questo, anzi questo non mi serve, questi, sono un rapinatore! Ma perché che sogno è? Rapido! No, mi scusi, adesso tocca a me, lei già rapinato, tocca a me, quindi si mette a turno e si faccia la sua rapina. Oh! Ma che c'è? Attacchi Si mette a turno! cortesia! Ha fatto la coda? No, c'hai capito coite, c'hai. Allora Guarda, niente, mi dia qua, vieni qua. Ah, mi stamattina che sogno Il rapinatore sono io! o le La becca rapinatore- a toi, sai? Guardi che io sono stato ai sindacati! E chi ci Io dice? c'ho il sindacato alle spalle! Senta, Quindi questa è la rapina fatta da me! Adesso siamo fuori orario, lei se ne deve andare, mi dispiace, passi domani! non mi convincere, ma... Sogno l'operatore! Mi dispiace, ma Sì. io sono... Senta, lei scusi... Guarda tutti! Questa è la rapina, a me piccio! Tanto non mi riconoscerete mai! Giovanotto! E io non ci me la lire! Nel cattare un conito di 100 lire, se mettono 9.700 lire girati sopra e me le mangiare la facciazza tua! Non ci metterà la panna che te faccio, Ecco, guarda. Guardo il sole, vedo te, guardo il mare, vedo te,
Guardo il cielo e vedo te, guardo la luna e vedo te, guardo le stelle e vedo te, guardo la strada e vedo te. Per l'amor di tutti i santi ti vuoi togliere da davanti. No, perché siccome ci siamo sentiti, lei tra poco sarà qui. Lei stia calmo. Aspettiamo. Aspettiamo. È arrivata? E mi spia mia, scusi, che mi sta domanda a me? Sì. No, volevo capire se era arrivata. Aspettiamo. Aspettiamo. È arrivata? Camuria, momento! Ha sentito? Che cosa? Io ho detto è arrivata, e dice Camurria, momento. Non l'ha sentito? L'ho sentito io. No, io non ho sentito niente. Te lo giuro, forse le voci, siccome siamo in un condominio, allora... Un palazzo? Sì. Allora aspettiamo. Aspettiamo. È arrivata? Degonna! Dice, io ho detto arrivata, corna. Ma dove l'ha sentito, scusa? L'ho sentito io con queste orecchie. Io non ho sentito niente. E sono preoccupato. Per forza. Stai beccando? No, ma sarà un problema suo. Allora aspettiamo? Aspettiamo. Ma quando dobbiamo aspettare? Ma alcuni momenti. Non di più però. No, non di più. Allora aspettiamo. Aspetta. Scusi, ci stavo dicendo è arrivata. O vuole dire un corpo lei forte? Sì, lo dico io. È arrivata? Non ho sentito niente. Non c'è niente. Allora aspettiamo? Aspettiamo. È arrivata? Dall'ossa, visto dall'ossa. Cosa hai sentito? Dall'ossa? Ah, eccola. Buonasera. E che sta soccando, ma carezza. Le presento Piacere. la signorina. Anna Calla. Parente di Anna Camilla? No, non la conosco. Ah, poi te la presento. Volete fare conoscenza? Ma ci vorresti fare? La posso guardare attentamente, signorina? Sì. Ma lo sai che lei è per davvero straordinaria. Se vede che ho avuto un buon gusto. Sì, assolutamente, lo dicevo pure io. Complimenti per davvero, signorina. Sai, però mi pare a conoscerla. No, non può essere perché io sono toscana. Sì. Discendo dalla famiglia dei medici. Lei di dove discende? Io due paesi. No, di quale famiglia? Ah, io discendo dalla famiglia, lei discende dalla famiglia dei medici, Sì. io dei malati. Sì, dei malati. Mia suocera ha avuto zucchero e io soffro di Parkinson. Come Parkinson? Parkinson, un sonno, notte e giorno. Il morbo! Ah, mi scusi. No, era un'altra cosa. Ma lo sai che lei è veramente simpatico? Grazie, signorina. Lei mi fa impazzire! Grazie, signorina. Mi fa morire proprio! Basta che mi sta girando la testa! Complimenti, signorina. Insomma, io volevo fare un complimento. La ringrazio, Sì. la ringrazio. Senta, scusi, Sì. e siccome io sono stato incaricato di questo mio amico, due paesi, Sì. non è che ci posso portare un prodotto senza avere controllato. E che vuole controllare? Posso controllare se... Ma in che senso? Cioè voglio dire, per esempio, la posso toccare con un... bella, una bella, bella coscia, bella. consistente, Bella, dura, sì. Basta. Buona coscia, buona. Bene. Ora controlliamo pette e poi l'ala. E che fa? Che? Controlliamo... Perché è De Brondi? Perché? Mi pare che da schiglia mi passa De Brondi. No. Vogliamo controllare? No, De Maletto? No, manco. Scusa, non l'ho capito. Non posso controllare. Ma non posso controllare? Non si può, anche perché la signorina non è propriamente libera. No. Io sono in attesa di divorzio. Aspetto di spartirmi con Ruspetti mio marito. Spatti? Sì. Sì. Aspetta, di spartire se con Ruspetti suo marito. Sì, per cui meglio non toccarla. Ah, ho capito. No. Ma sa, signorina, io non sono geloso del suo marito. Ma Sì. io sì, sono gelosa. Sì. Sa, signorina, anche io sono maritato. Sì. Ma io invece a me non mi interessa perché gelosa non sono per niente. Allora, signorina, se non è gelosa, ci posso dare una cosa? Guarda, ha fatto la rima. Signorina, rima o non rima, con un guapo ci spacca la scrima. Piano. No, perché non è il caso di... Signorina, gliela posso dare una cosa? Sì,
Sì, certo. Allora la posso uscire? Sì, Che certo. cosa può uscire? Ma fa una cortesia lei, mi sposta la macchina, No, per devo favore. stare qui. Io. Guarda, appena lei ne esce qua, attraverso il viale c'è una 600 bianca, Sì. bianco satenato sporco graffiato, Credo che la riconoscerò. quasi Sì. metallizzato. Sì. Mi fa una cortesia, me la sposta qua, la stai sopra i strisci pedonali? Lei lascia la macchina sulle strisce pedonali. Le strisce pedonali servono ai pedoni per attraversare. Un sacco, ma io la sai, sportello spalancate. E allora? Del lato trasone e dell'altro lato nescono. Anzi, se vi sa chiovere sta a raparno, scusi. Me la sposta? Mi dia le chiavi. No, non c'è bisogno, c'è la chiave da cannestimento, l'ho già azzeccata no quadro. Sì. Torno subito, per cui calma. Faccia con comodo, stia Faccio con tranquillo. comodo. Stia tranquillo. Signorina, ce la posso dare sta cosa? Certo. Davanti a tutti? Sì. La posso nascere? Ma te... Signorina, Ah, questa è per lei. che cosa? Oh. Oh. Gaffina, eh? Ah, grazie. Prego, signorina. E ora che io ci ho dato una cosa a lei, lei me la dà una cosa a me? No. Dai, la prego, No, signorina. no, oh, ehi, signorina, la ehi, prego. fermo che Vieni mano, qua, signorina, guarda, tu venga qua, disgraziati, signorina. miei mariti Signorina. dovranno ammazzare. Qualche cosa mi deve fare toccare, signorina. Qualche cosa mi deve fare toccare. Ammazzare, ma stai a Si faccia toccare, signorina.